Unica nel suo genere, la mostra dello strumento musicale popolare mondiale Claudio Crescenzo trasforma il Teatro Pirandello di Agrigento in un viaggio tra suoni, colori e culture di tutto il mondo. Strumenti provenienti da ogni continente, tamburi africani, flauti andini, ghironde europee e sitar indiani. Ogni pezzo racconta la storia di un popolo e la sua identità musicale. La mostra, promossa dal Comune di Agrigento nell'ambito di Agrigento Capitale Italiana della Cultura, è realizzata in collaborazione con le associazioni Fabaria Folk e Gergent. Aperta anche alle scuole, offre ai più giovani un'occasione per conoscere da vicino le tradizioni musicali del mondo e scoprire la passione che animava Claudio Crescenzo, collezionista e studioso, che ha dedicato la vita a questa straordinaria raccolta. Un percorso che emoziona e insegna, dove ogni suono diventa racconto e ogni strumento custodisce un pezzo di mondo. Sicuramente le culture e le tradizioni popolari di tutto il mondo. Questa è una collezione nata da mio padre Claudio Crescenzo, che durante tutti i viaggi fatti con il gruppo folcloristico ma anche personalmente ha raccolto questi strumenti nelle varie nazioni e adesso li mettiamo in mostra per far conoscere agli agrigentini, alle scolaresche e naturalmente ai turisti che verranno qui al Teatro Pirandello proprio la mostra degli strumenti musicali, con strumenti che provengono da tutti i 5 continenti che raccontano la cultura e la storia di quelle nazioni. Quali strumenti in particolare ci sono? Abbiamo gli strumenti come l'anglung indonesiano, come il charango boliviano, come il balafon africano, poi i vari tamburi andini e naturalmente i flauti di pan andini, dall'antara ai toyo i più grandi, poi naturalmente tutte le chitarre, dal buzuki, dal liuto, dall'oud, che è lo strumento da cui hanno origine tutti questi strumenti, fino al sitar indiano. Il senso di questa mostra qual è? È quello proprio di far conoscere gli strumenti musicali e le culture a tutte le generi, perché non abbiamo gli strumenti classici che tutti conosciamo come il pianoforte o la chitarra. Ci sono pure, ma naturalmente non sono quelli gli attori principali, ma sono appunto gli strumenti fatti anche con il materiale più economico, fatto con la zucca o fatto con il guscio della tartaruga o con le noci di cocco. Quindi degli strumenti proprio particolarissimi di cui sicuramente l'utente sarà strafelice di vedere e che non conosce.